chiudere il 2019 con un sorriso la Techfind San Salvatore, che affronta al Palavienne Ariano Irpino per il 13° turno del campionato di Serie A2. Momento non semplice questo per la squadra di Antonello Restivo, reduce da 3 sconfitte consecutive. In queste 3 sconfitte peraltro ci sono stati anche i 2 derby contro il CUS e contro la Virtus mercoledì scorso. La condizione fisica della squadra è tutt'altro che al top dopo l'infrasettimanale. Anche Arioli insomma con qualche problema, e invece in un momento di salute senz'altro migliore non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico Ariano Irpino, che arriva qui a 6 Largius, forte del 5° posto in classifica. La partita è iniziata agli ordini dei signori Matteo Spinelli di Roma e Mirko Picchi di Ferentino. Ancora non si è segnato, ci prova ora Ariano Irpino con questo tiro appoggiato al vetro. Facciamo il punto sugli starting 5 delle 2 formazioni. Il San Salvatore con Delia Gagliano, Martina Pandori, Julita Bungaite, Margherita Mataloni e Giovanna Pertile. Risponde Ariano Irpino con Lucrezia Zanetti, Valentina Fabri, ex di giornata, Carolina Scibelli, Zitkova che manda a segno il primo canestro della partita. Queste sono le giocatrici in campo. Ci manca da elencare anche Federica Orchi per la squadra rossoblu. Io intanto ringrazio e saluto coach Beppe Caboni, che mi farà compagnia nel commento di questa partita. Ciao Roberto e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. C'è il primo fischio arbitrale della partita, un fallo sanzionato ai danni della giocatrice in canotta numero 23 Teresa Zitkova, giocatrice che ha fatto molto bene anche nelle nazionali giovanili ceche. Rimessa dal fondo per Mataloni, subito verso Delia Gagliano, lascia il consegnato nelle mani della playmaker anconetana, vorrebbe giocare dal post passo. Gagliano contro Zitkova, il tiro in allontanamento è sbagliato, il rimbalzo lo ha portato giù Ariano Irpino con Lucrezia Zanetti, la miglior marcatrice di squadra, assieme a Carolina Scibelli. La partenza di Zitkova appoggia al vetro ma sbaglia, il rimbalzo se lo prende Bungaite. Vediamo se il San Salvatore riesce a pareggiare i conti. Dall'altra parte San Salvatore in difficoltà anche dal punto di vista delle percentuali nelle ultime uscite. Pertile con il tiro difficile, cadendo all'indietro ma realizzato. Arrivano gli applausi non casuali anche da parte della panchina, perché coach Pertile è una giocatrice molto forte, con punti nelle mani, sta attraversando un momento, immagino anche psicologicamente non facile, percentuali molto basse da un mesetto a questa parte. Purtroppo sono periodi che possono capitare, ma già all'esordio di questa partita ha fatto intravedere una delle sue abilità, nonché quella del suo coach di mandarla in post basso. La Pertile mostra di avere abilità sia sul perimetro sia ripeto in post basso, cosa che per un esterno è un arricchimento notevole del suo arsenale offensivo. Di sicuro Selargius ha bisogno di 2 punti, di sbloccarsi, penso psicologicamente, dato che da alcune partite produce una discreta mole così di gioco, se vogliamo usare una metafora calcistica, ma non è magari premiata da percentuali che le possano garantire di vincere le partite. Oggi ha le mani piene contro Ariano Irpino, testimoniato proprio da questo canestro di Zanetti con un pregevole arresto e tiro. Vediamo un po', ecco, come andrà la partita. Atmosfera molto calda questo pomeriggio al Palavienne, è presente una buona rappresentanza del tifo di Ariano Irpino, davvero molto colorato e rumoroso. Facciamo fatica noi stessi a sentire la nostra voce. Il pallone in angolo, si cerca di servire Gagliano, intanto in post basso Gagliano che poi va subito a spendere un fallo dopo la palla persa per fermare il contropiede di Ariano Irpino. 7 minuti 25 secondi da giocare, la squadra ospite avanti sul 4-2, siamo appena nelle battute iniziali di questa partita. San Salvatore che attende con ansia la nuova pausa nel campionato per fare un po' il punto con le infortunate. Ariano Irpino che vuole continuare la sua scalata, vecchia conoscenza del basket sardo all'opera. Carolina Scibelli si fa trovare pronta sullo scarico e si guadagna 2 tiri liberi. Una Scibelli tirata a lucido, giocatrice di grande esperienza, tanto 3 quanto 4 ovviamente nella sua evoluzione di giocatrice. Finisce per giocare di più da numero 4, interpretandolo comunque in chiave molto moderna. Qua usufruisce di uno scarico dopo una penetrazione, un errore difensivo sul pick and roll laterale giocato da Ariano Irpino. Senza successo dalla lunetta
Scibelli dall'altra parte aggredisce il ferro, Iulita Bungaite porta a casa 2 tiri liberi. Non è partita in quintetto per diverse partite in casa San Salvatore. Coach Restivo le stava preferendo ultimamente Angelica Tibè, invece quest'oggi, come detto, è tornata nello starting 5 la lituana e cerca insomma di riguadagnare il posto in quintetto che era stato suo a inizio stagione. Tibè che ha avuto tanti problemi di falli, li ha avuti del resto anche Bungaite tante volte, non è stato fortunato il San Salvatore in generale da questo punto di vista nelle ultime apparizioni. Sbagliato il secondo, si resta sul 4-2 in favore di Ariano Irpino con il pallone in mano. Orchi oltre l'arco, Scibelli guadagna il centro dell'area, va a bloccare per l'uscita di Zitkova. Sotto Fabbri cerca di uscire da una zona molto complicata, la stoppata di Bungaite, ci riprova Fabbri che non si arrende. Attenzione, infrazione di passi qui per Valentina Fabbri che torna a Selargius dopo 2 anni. Era stata protagonista di una parentesi di circa 6 mesi su questo campo non fortunatissima. Il San Salvatore in quell'anno non riuscì a inserirla bene anche dal punto di vista tecnico in squadra e non sempre è facile inserire in un sistema di gioco una giocatrice con questa fisicità, forse unica o quasi in Italia, 1,97 m, un pivot statico che ha dei punti di forza ma anche magari qualche punto debole, penso soprattutto agli accoppiamenti difensivi contro certi tipi di lunghe. Sì, soprattutto in chiave difensiva è sempre più difficile trovare degli accoppiamenti contro giocatrici per lo più rapide e dotate di un buon tiro dalla distanza. Ovviamente fa da contraltare l'idea che una giocatrice così ingombrante, così alta possa essere un'arma letale nella metà campo offensiva. Vediamo come la gestisce il coach Orlando di Ariano Irpino. È una curiosità che sempre abbiamo in un mondo in cui è sempre più raro vedere giocatrici di queste dimensioni. Mano morbida ancora per Giovanna Pertile che ha iniziato questa partita in maniera molto interessante. Si prepara già il primo cambio intanto per coach William Orlando, sta per entrare Camille Sescute, in punta c'è Carolina Scibelli, quindi ancora Ariano Irpino a cercare l'iniziativa offensiva con Valentina Fabbri. C'è l'intervento arbitrale qui a segnalare il fallo e arriva anche il cambio. Ecco proprio l'azione a cui alludevo prima, situazione di gioco interno dettata da una sponda offensiva, così in cui la Fabbri ha bisogno solo di ricevere la palla in posizione molto profonda, possibilmente senza usare il palleggio. Ecco, in queste situazioni lei è davvero difficile da arginare, tant'è che Bungaite ha dovuto spendere il primo fallo e mandarla in lunetta. Segna il primo tiro libero Valentina Fabbri, classe 85, uno scudetto, una Coppa Italia, 50 presenze in nazionale, 276 in Serie A, 9 punti e 11 rimbalzi e mezzo di media in questa stagione, tra le migliori rimbalziste dell'intero campionato. Terza, come detto, con oltre 14. 5 minuti e 20 intanto alla conclusione del primo quarto, vantaggio Ariano Irpino sul 7-5. Pertile per Margherita Mataloni, si avvicina a Bungaite per il blocco, poi rolla dentro la lituana. Mataloni alla via chiusa da Fabbri, si apre lo spazio per il tiro da 3 di Delia Gagliano che di tanto in tanto mette questo genere di soluzione. Qui va con l'airball, siamo già dall'altra parte, si discute dal palleggio ed è pronto anche il secondo cambio per William Orlando. Situazione di post basso per Scibelli, stavolta difende meglio Gagliano, si perde un giro a rimbalzo, però Bungaite anche qui forse trascina un po' il perno. Fabbri torna sul rimbalzo, Bungaite spende anche il secondo fallo, ha un cliente davvero molto molto scomodo di fronte a sé in questa partita. E intanto, come preannunciato, c'è anche il secondo cambio con Alice Sansalone, ex Savone, in campo al posto di Zitkova. Sì, diciamo in posizione profonda nei paraggi dello Smile è molto difficile arginare la fisicità e soprattutto la lunghezza di Valentina Fabbri. Sarà compito del San Salvatore quello di limitarne i rifornimenti senza dubbio e di evitare proprio che prenda la palla in una posizione letale per la difesa serargina.
segna dalla lunetta, stavolta Fabbri, siamo sul +4, farmacia del Tricolle Ariano Irpino, tentativo di anticipo sulla ricezione di Pandori, stavolta accoppiata con Fabbri, servita dentro in posizione profonda Bungaite che aveva un mismatch interessante in questo caso contro Lucrezia Zanetti. C'è il fallo della difesa e il terzo di squadra per Ariano Irpino a 4:32 dalla conclusione del primo quarto, rimessa dal fondo per Mataloni, con Ariano Irpino che dà la sensazione di volersi schierare a zona, e così a questo punto, come giustamente mi segnala coach Caboni, Pertile per Bungaite, fuori, Mataloni invitata al tiro da 3, subito punisce la zona di Ariano Irpino Margherita Mataloni per il -1, 9-8. Coach, abbiamo l'opportunità, mentre anche San Salvatore risponde con la difesa a zona, e c'è subito la persa di Ariano Irpino, anche abbastanza banale. Dicevamo, Mataloni tu la conosci bene, è dovuta tornare prima del tempo, deve continuare a prendersi responsabilità perché Arioli non è in condizione, è una ragazza di carattere, lo ha dimostrato. È una ragazza di carattere, di grande caparbietà, di ottima tecnica, testimoniata anche da questo pregevole assist per Bungaite, ragazza dalle qualità morali elevatissime. Io lo dico perché la conosco bene, avendola allenata ad Ancona in tempi abbastanza recenti. Adesso subito ha sicuramente bisogno di trovare grande fiducia dopo un lungo periodo di stop per un infortunio ad un ginocchio. I presupposti sono i migliori dopo questo tiro da 3 punti segnato con grande sicurezza contro la zona messa contro la zona utilizzata da coach Orlando sulle rimesse dal fondo di Seragius. Dall'altra parte Ariano Irpino che ha trovato 2 punti con una buona circolazione contro la zona, vantaggio ospite sempre sull'11-10. San Salone lascia nelle mani della compagna, si trattava di Sescute, errore con il tiro da fuori. Mataloni è già dall'altra parte, vuole ricevere Pertile vicino a canestro, si va invece con il ribaltamento, ricezione difficile per Pandori, fuori per Bungaite, quindi Mataloni, ancora Pertile che vuole la ricezione in post ma lavora per negargliela Ariano Irpino. Pallone fuori per Bungaite, piazzato frontale che solitamente ama prendere, qui sbaglia Giulietta Bungaite, c'è il rimbalzo di Scibelli. Siamo già dall'altra parte con San Salone che trova Zanetti accoppiata con Mataloni, post basso per Fabbri, il giro dorsale contro Bungaite, Scibelli da 2 dall'angolo con errore, il rimbalzo che cade nelle mani di Mataloni, cambio di mano per Mataloni, prova a buttarsi dentro, arriva Gagliano, sbaglia la misura del tiro, ancora una buona interpretazione però mi è parso della transizione per Mataloni. Pandori va a fermare intanto con un fallo direi abbastanza indiscutibile Lucrezia Zanetti. Lucrezia Zanetti che con anche con una bella conclusione moderna, conosciuta ormai in tutto il mondo col nome di Eurostep. Sì, Maggie Mataloni, scusate, io la chiamo Maggie perché proprio la conosco bene, la chiamo proprio come la chiamano tutti, dico, ha gestito molto bene un contropiede, ora purtroppo non portato a conclusione da Gagliano. Ma diciamo, dai, oggi permettetemi un po' di tifo anche per lei, per la Mataloni, che conosco veramente, so quanto ha bisogno di trovare fiducia. Gli infortuni al ginocchio sono davvero durissimi, soprattutto dal punto di vista psicologico, da essere affrontati e poi risolti. 2 minuti 8 secondi nel frattempo alla conclusione del primo quarto, sono 3 i punti di vantaggio per Ariano Irpino. C'è in campo anche il capitano della TechFind, Cinzia Arioli, altra giocatrice che coach Caboni ha allenato e che conosce bene il blocco di Tibè. Per Pertile tante attenzioni difensive da parte di Bambini in questa circostanza, rotazione molto interessante da parte di Ariano Irpino che utilizza praticamente tutte le giocatrici della rotazione già all'interno del primo quarto. Questa è un'altra scelta, meglio un lusso se vogliamo, che si può permettere coach William Orlando, squadra molto ben costruita e neopromossa atipica Ariano Irpino anche in virtù della sua buonissima tradizione cestistica. Rimessa dal fondo per Arioli, quindi Mataloni ribalta per Pertile, ancora a zona ovviamente da parte di Ariano Irpino che stavolta vale la palla recuperata con il contropiede gestito qui da Sescute
la difesa di Arioli si perde, si scute dopo la virata, errore anche per la giocatrice naturalizzata italiana dalla media. Pertile ci riprova, alza la parabola, va dentro, sono 6 personali per Giovanna Pertile. 13-12. Coach, come interpretare questo momento della partita? Ci sono sprazzi di zona contro zona e le due squadre stanno cercando di interpretare al meglio negli attacchi. La partita sembra anche un po' frenetica, se ti devo dire la verità, a questo punto, con tiri estemporanei qualche volta. Sì, allora Ariano Irpino utilizza la zona fino adesso esclusivamente sulle rimesse dal fondo. Serargius non ha avuto problemi ad attaccarla la prima volta, la seconda, ecco, magari ha perso una palla che per una leggerezza offensiva, sì, la gestione del ritmo ancora non è ottimale dal punto di vista magari di Ariano Irpino. Intanto Mataroni in un altro dei suoi colpi è quello, ecco, la penetrazione fino in fondo va a portare 2 punti importantissimi. Ecco, Serargius qua la vediamo schierata a zona. Per Serargius magari una necessità tattica, penso più legata al fatto ad affrontare delle situazioni in cui le guardie di Ariano Irpino sembrano molto molto pericolose, soprattutto in penetrazione, gestendo i pick and roll. Doppio cambio per la Techfind a 20 secondi e 4 decimi dalla conclusione del primo quarto. Fuori Mataloni e Bungaite, che hanno evidentemente bisogno di riposo dentro la corte, e Pinna. Questa la scelta di coach Antonello Restivo. C'è il time out in campo, ne approfittano i due allenatori per gestire al meglio ovviamente questa situazione. Sono determinanti possessi, soprattutto finali del quarto, per stabilire un po' anche l'inerzia emotiva. Ariano Irpino che ha ancora delle opportunità anche abbastanza importanti di conquistare le Final 8 di Coppa Italia, ovviamente non si può permettere grandi errori. Abbiamo detto quinto posto in classifica con 14 punti, e squadra che aspira insomma apertamente a restare nelle posizioni di vertice. Ariano Irpino che è partita bene in questa stagione, ma che ha leggermente perso contatto con le posizioni di testa in seguito a 2 sconfitte recenti contro la Spezia e San Giovanni Valdano. La classifica ovviamente comunque è molto più che lusinghiera. Per il San Salvatore invece 11° posto con 8 punti, e squadra che in virtù delle 3 sconfitte consecutive di cui vi abbiamo parlato è piombata in zona play-out, e da questa zona vuole cercare di uscire il prima possibile. Si torna in campo dopo il time out intanto, e c'è la rimessa per Ariano Irpino. Vediamo un po' l'atteggiamento anche difensivo del San Salvatore su questa azione. Subito in post si va da Valentina Fabbri, e Tibè subito con il primo fallo della sua partita. Una strategia, coach, se vogliamo, anzi molto molto banale da parte mia, ma può essere quella di negare le ricezioni a Fabbri. È chiaro però che a quel punto si aprono altre opzioni per Ariano Irpino. Sicuramente sì, quest'ultima situazione tecnica era una delle cosiddette after time out, cioè un gioco chiamato dopo un time out, con la manifesta intenzione qua di servire la Fabbri direttamente sulla rimessa dal fondo. Situazione che ha pagato dei buoni dividendi, procurando un fallo, ma lasciando comunque 15 secondi a Serargius per costruire l'ultimo tiro del quarto. Pinna prova ad andare in penetrazione, l'aiuto di Fabbri, fuori per Arioli, mette il pallone per terra, 5 secondi, l'hesitation di Arioli fino al capolino, la stoppata di Fabbri che la ricaccia indietro. La rimessa dovrebbe essere per il San Salvatore, a sensazione, invece secondo gli arbitri non è così. La rimessa è per Ariano Irpino, ci sono 2 secondi e mezzo. Allora, per provare a costruire un tiro ci prova la squadra ospite. La preghiera lasciata partire da Teresa Zitkova non trova accoglienza. Termina il primo quarto con la farmacia del Tricolle. Ariano Irpino che è avanti qui al Palaviena sul punteggio di 17-14. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming,
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto al Palaviena di Selagius, primo possesso per la Techfind che tiene in campo Denise Pinna, chiamato lo schema corner nell'attacco giallo-nero. Pinna per Arioli, la sua uscita, mette il pallone per terra, Fabbri la costringe però a mettere la retromarcia, grande intimidazione ovviamente all'interno del pitturato da parte di Fabbri, che è anche una delle migliori stoppatrici del campionato e secondo me ci sta mettendo anche qualcosa in più per cercare di farsi rimpiangere in questa partita da parte di un ambiente che insomma è stato il suo, anche se con scarso successo. C'è un altro fallo di Angelica Tibè che ha avuto problemi di falli, addirittura 3 nel primo quarto. Coach contro la Virtus, lunedì ha giocato pochi minuti, sono già 2, qui persa sulla rimessa dall'angolo, il tiro sbagliato da parte di Sescute, se non abbiamo visto male in precedenza. Allora Arioli dall'altra parte reclama il pallone, l'accorte, anche lei decide di mettere il pallone per terra, sale Tibè per il blocco, sfortunata qui l'accorte, sbaglia Tibè però lotta a rimbalzo, riesce a realizzare da sotto i punti del -1 Techfind sul 17-16. Sì, Ariano Irpino utilizza il cambio difensivo in diverse situazioni, sia predeterminato sia in emergenza come ora in transizione. L'accoppiamento cattivo è stato pagato adesso, così al rimbalzo da Tibè, che è marcata da un'esterna, ha preso un comodo rimbalzo in attacco realizzando 2 punti. Il pallone fuori per Angelica Tibè, quindi Cinzia Arioli. Qui Fabbri ovviamente paga tanto nel mismatch, Arioli che prende il tiro dalla media ma è comunque costretta ad alzare tanto la parabola e per questa ragione sbaglia. Sescute arriva da dietro Denise Pinna con un gran pallone recuperato, l'accorte corre dall'altra parte, partita che continua a essere abbastanza frenetica dal punto di vista dei ritmi. Gagliano toccata sull'avambraccio al momento del tiro, ci sono 2 tiri liberi per Delia Gagliano. Vediamo un po' triplo cambio addirittura per Ariano Irpino. Coach, quanto possono fare la differenza le rotazioni, soprattutto quando hai 10-11 giocatrici tutte ugualmente in grado di stare in campo allo stesso modo? Questa è una gran cosa insomma per Coach Orlando, che non a caso la sta sfruttando già dal primo quarto. Come detto, 2 liberi per Gagliano, che secondo me è giunta alla stagione della definitiva maturazione. Ha perso qualcosa nelle ultime settimane, però in tutto l'inizio del campionato ha viaggiato in doppia di media. Ci si dimentica spesso che è una classe 97, dunque ancora abbastanza giovane, già con 6-7 campionati di Serie A2 sulle spalle. Può valere secondo te in prospettiva magari anche il campionato di categoria superiore? Ha diversi movimenti dal post basso che magari dovrebbe eseguire in quel caso a una velocità decisamente superiore, però probabilmente la stoffa non manca. No, si sta consacrando in maniera molto piacevole, se è un prodotto diciamo della nostra scuola, perché non dimentichiamo che è una ragazza di Alghero, quindi formata completamente qua in Sardegna. Per il livello magari più alto avrebbe bisogno di un'evoluzione forse più perimetrale, dato diciamo, la statura, le dimensioni non eccessive. Qui gioca normalmente da numero 4.
Però diciamo, il basket moderno si evolve sempre di più verso giocatori abili tanto perimetralmente quanto internamente, quindi non mettiamo limiti alle sue prospettive e soprattutto confidiamo in una definitiva davvero consacrazione quest'anno qui a Serargius. Linea di fondo intanto per la Corte, Tibè in angolo, pinna il tiro in emergenza allo scadere di 24 con errore, ma c'è l'extra possesso per la Techfind. Restivo applaude in panchina e vuole calma nella gestione di questo attacco. Vantaggio per la squadra di casa sul 18-17, lo ricordiamo, 7-10 al termine del primo tempo. Palla fuori, un po' bassa per Arioli, che non aveva gran ritmo, ma da gran giocatrice qual è riuscita comunque a mandare a segno il tiro del massimo. Vantaggio Techfind sul 21-17, 6,55. Orchi, un pallone difficile, un po' strano dentro per Fabbri, che aveva ovviamente già buona posizione comunque contro Tibè. Pinna attacca in contropiede, ancora il San Salvatore che sta riuscendo a sfogare ora la sua velocità. Gagliano in angolo, Pinna l'extra pass, Arioli stavolta attacca il close out, c'è il fallo di Orchi. 2 tiri liberi per Cinzia Arioli, che è stata chiamata in causa già in occasione del derby contro il Cus per dare una mano. È evidente che ancora non sia totalmente a suo agio dopo la frattura del radio, però una giocatrice con questo carattere può tirare fuori dal cilindro sempre qualcosa di interessante. Certo, con questo carattere, con la padronanza tecnica che da anni la contraddistingue, giocatrice tra le principali esterne del campionato di A2, rientra da un infortunio molto grave e anche molto recente. Di sicuro il suo apporto tornerà mano a mano sempre più utile e sempre più determinante. In questo momento Ariano Irpino subisce la zona selargina, usata con molta perizia e con molta aggressività, e subisce anche l'eccessivo e secondo me immotivato utilizzo del cambio sistematico, soprattutto col numero 5 sulle situazioni di pick and roll. Qui insorge la panchina di Ariano Irpino a reclamare un fallo antisportivo di Angelica Tibè, che non è andata per il sottile senz'altro su Zanetti, ma probabilmente non si è andati oltre il limite. Sono 3 i falli di Tibè, anche oggi ovviamente con problemi di falli, ma purtroppo per lei è una costante quasi in questo inizio di stagione. Nonostante questo sta comunque riuscendo a dare un contributo alla squadra con 5 punti, 6 rimbalzi di media. Zanetti ha realizzato il primo, ora anche il secondo, siamo sul nuovo -4. Ariano Irpino 23-19. Qui punita la difesa di Orchi su Arioli, è il quarto di squadra per Ariano Irpino. Orlando si imbestialisce, fuori Orchi, torna a Sescute, cambio punitivo in maniera totale questo per il tecnico ex San Giovanni Valdarno, tra le altre, che non smette di cazziare tra virgolette la sua giocatrice per l'uso eccessivo delle braccia nello scivolamento difensivo sulla giocatrice avversaria. La Corte intanto va a prendersi questo pallone, c'è Gagliano oltre l'arco, l'uscita di Arioli, il blocco immediato di Bungaite. Arioli la finta, poi il tiro andando a destra con errore, tap out di Bungaite, non ci arriva la Corte. Altra transizione gestita da Zanetti per Ariano Irpino, qui svaligiata del pallone da Arioli, che poi va a prendersi il fallo della difesa. Proteste da parte di coach Orlando nel frattempo per qualche contatto. Ovviamente siamo entrati in situazione di bonus e vedendo un po' la mimica, il tecnico di Ariano Irpino forse ce l'ha con la gestualità non solo di Arioli ma in generale di qualche ragazza, qualche giocatrice del San Salvatore, nel far notare i contatti in questi ultimi 2 falli, soprattutto il primo di Orchi e poi anche l'ultimo. Sì, lui sta cercando, diciamo, in questo momento cerca ovviamente di fare il suo lavoro, ritenendo che Arioli abbia, diciamo, esagerato le conseguenze di un fallo subito.
dalla nostra posizione. Sembrava abbastanza chiaro invece l'errore tecnico della sua giocatrice, che ha speso un fallo assolutamente evitabile, dato anche la situazione di bonus in cui si trova Serargius. Direi che non commentiamo ulteriormente questa situazione. Pensasse magari a costruire, che la sua squadra facesse delle transizioni difensive un pochino più precise. Fuori Arioli, che ha appena commesso il primo fallo della sua partita. Torna Giovanna Pertile, che ha avuto buon approccio nel primo quarto. 5-28, siamo dunque quasi alla metà del secondo quarto. Continuano a cantare i tifosi di Ariano Irpino sugli spalti del Palaviena, mentre Scibelli prende la tripla frontale cortissima. Il rimbalzo però è preda di Sescute, extra possesso per la compagine campana. Posizione qui profonda per Scibelli, chiamata a difendere su di lei. Bungaite, grandissimo giro sul perno da parte di Carolina Scibelli. Questi sono i suoi canestri. Sì, canestri non ortodossi magari dal punto di vista tecnico, ma questo è uno sport di situazione, l'ortodossia è buona solo per il riscaldamento. Carolina Scibelli è efficacissima, non avrei speso un soldo su questo post-up contro una giocatrice più alta, dalle leve più lunghe. Bravissima Carolina Scibelli. Time out in campo, 24 per la Techfind San Salvatore, 21 per la farmacia del Tricolle Ariano Irpino. Partita equilibrata fino a questo punto, con la squadra ospite che ha concluso avanti il primo quarto. Il San Salvatore però sta ottenendo tanto dalla sua difesa a zona, che le ha permesso di scavalcare le avversarie nel corso del secondo quarto e di guadagnare un po' l'inerzia della partita. Una partita che resta comunque apertissima. Ricordiamo anche brevemente, approfittando della pausa, gli altri appuntamenti sugli schermi di Directa Sport in questa giornata di sabato 21 dicembre. Saremo in diretta da San Rocco a partire dalle 19 per raccontarvi il primo trofeo Massimiliano Schirru, pugilato dunque protagonista dopo qualche tempo sui nostri schermi, con una riunione molto interessante che culminerà con il match professionisti tra il cagliaritano Matteo Lecca e il bulgaro Georgiev. Si tratterà dell'8º incontro da pro per il cagliaritano Matteo Lecca, match previsto sulla distanza degli 8 round. Si torna in campo con 4:42 alla conclusione del secondo quarto. Il tiro è sbagliato qui per Ariano Irpino, Mataloni sul rimbalzo, poi Michela Laccorte ragiona ora la Techfind. Mataloni, sale Bungaite per bloccare. Mataloni cerca una via, o meglio una linea di passaggio aperta, trovata Laccorte sul ribaltamento, e dopo tante settimane passate a tirar male da fuori, stavolta il San Salvatore è in fiducia anche dall'arco e trova qui il +6 sul 27-21. Altro ribaltamento per Scibelli da 2, errore con rimbalzo catturato da Michela Laccorte. Ha chiamato anche lo schema offensivo la giocatrice classe 1990 della Techfind. Servita quindi Gagliano, il ricciolo di Mataloni, fuori c'è Pertile, fa saltare Sescute, che è costretta poi a usare le braccia, in ritardo sullo scivolamento. Fallo per la numero 10, doppio cambio per Ariano Irpino, tornano Orchi e Zitkova. Coach, secondo te cosa sbaglia in questo momento Ariano Irpino? Sbaglia nella selezione dei tiri, questo di Scibelli, tiro davvero poco pregiato, senza una grande costruzione, e poi ha molte difficoltà ad arginare la transizione offensiva in cui Serargius è veramente brava. Penso sia uno dei cavalli di battaglia dell'arsenale proprio offensivo di Antonello Restini. Ha sbagliato il primo tiro libero Giovanna Pertile, sbaglia anche il secondo. Il rimbalzo portato giù facilmente da Ariano Irpino, e Zitkova, che ha chiamato lo schema maglia. In questo caso subito un taglio profondo da parte di Scibelli. Pertile sfortunata, Scibelli con mestiere la fa saltare e rubacchia, tra virgolette, 2 punti
sugli sviluppi di una palla che sembrava ormai persa. -4 allora per Ariano Irpino, che nonostante il momento di impasse offensiva continua a restar lì, cerca il passo d'incrocio. Dall'altra parte Bungaite, Gagliano vuole mettere il pallone per terra, anche per lei c'è il movimento qui forse un po' sospetto. Coach, gli arbitri fischiano il fallo della difesa, 2 liberi per Delia Gagliano, con l'uscita intanto da parte di Valeria Albanese, protagonista di una brevissima apparizione in questa partita. Come detto, Gagliano sta avendo buone cifre in questa stagione, 9 punti di media per lei, è anche la 10ª miglior rimbalzista del campionato, dentro il secondo, +6 Techfind sul 29-23, 3 minuti e 10 ancora da giocare. Zitkova si fa vedere in gomito Zanetti, arma la mano di Zitkova, secondo ferro, Orchi a rimbalzo, extra possesso stavolta gestito da Zanetti per la compagine rosso-blu. Zitkova riceve, attacca la corte sul close out, il tiro in precario equilibrio, in corsa per meglio dire, è sbagliato. Mataloni prova a spingere, ancora la transizione senza sosta. Gagliano in angolo dalla corte, poi il post di Bungaite, guarda il canestro, tira in faccia a Fabbri, il canestro che non ti aspetti da parte di Bungaite. Canestro che può cambiare decisamente le sorti della partita in chiave tattica fondamentale, visto che la Fabbri ovviamente protegge parecchio il ferro. Riuscire a trovare delle percentuali accettabili dalla lunetta con Bungaite sarebbe determinante proprio ai fini del risultato finale. Mataloni in angolo dalla corte, la partenza in palleggio, c'è Bungaite che prova a far notare insomma il suo mismatch con Zitkova. C'è comunque il fallo che premia la Techfind, fallo subito da Michela Laccorte, 2 tiri liberi per lei, tornata a Selagius come ben sapete insomma nel corso dell'estate, dopo la promozione in Serie A2 ottenuta con la canotta della Virtus Cagliari. Laccorte segna il primo tiro libero, contribuisce alla causa con quasi 2 punti di media in 13 minuti di impiego. Sta per arrivare intanto anche il momento di Francesca Mura per la Techfind San Salvatore. Laccorte sbaglia il secondo, gran rimbalzo offensivo per Gagliano. Pertile, Mataloni schiaccia per terra, Laccorte ancora dall'angolo, questo è sbagliato, il rimbalzo catturato da Zitkova, alza il ritmo, ora la 23 rosso-blu che prende il centro dell'area, appoggia al vetro, gran padronanza tecnica per una giocatrice molto giovane, abbiamo detto classe 98, Teresa Zitkova, che qui si stampa sul blocco di Bungaite, si sposta leggermente secondo gli arbitri, arriva il fallo in attacco della lituana ed ecco anche il campo per Francesca Mura. 32 San Salvatore, 27 Ariano Irpino, 1:41 per tornare negli spogliatoi. Si canta senza sosta sugli spalti, prosegue la zona ovviamente da parte della Techfind, errore ancora dei 6:75 per Ariano Irpino che è in evidente sottonumero. Ora transizione gestita molto bene da Margherita Mataloni che pesca sotto Francesca Mura. Buona lettura ancora da parte della playmaker anconetana che sa interpretare queste situazioni di gioco, anzi direi che ci va proprio a nozze. Certo, ci va a nozze ancora di più dopo un clamoroso errore difensivo in transizione di Ariano Irpino che manda 3 giocatrici al rimbalzo, addirittura triplicano l'apertura. Errore imperdonabile perché poi esatto, la situazione era di fortissimo vantaggio per Selagius, in cui Mataloni non ha avuto la minima difficoltà a gestirlo. Fallo di Mataloni che manda l'avversaria a prendersi i 2 punti dalla lunetta. Coach Orlando intanto ce l'ha con Zitkova, 2 liberi nella circostanza per Federica Orchi, anche lei giovane, classe 97, lo scorso anno in Serie B. Ad Ariano Irpino sopra i 13 punti di media, in questa stagione sono 9 con 5 rimbalzi, 56% a cronometro fermo. Orchi che
realizza il secondo tiro libero. C'è un altro cambio per il San Salvatore con Camilla Demetrio Blecic che sta per fare il suo esordio assoluto in questa gara. L'uscita di Bungaite, sceglie il quintetto basso allora Restivo in questo caso, dall'altra parte fuori Zitkova e Scibelli, dentro Bambini e Sansalone. 42 secondi e 9, come detto, Gagliano sulla rimessa e allunga la difesa qui Ariano Irpino per cercare di mettere un po' in difficoltà la portatrice di palla della Techfind, in questo caso è Giovanna Pertile che apre fuori per Gagliano, attacca Bambini, si fa battere troppo facilmente Bambini sul primo passo. Gagliano ha anche questo nel suo repertorio, sono i punti del +7 San Salvatore, 36-29. Sì, veramente insufficiente la tenuta difensiva di Ariano Irpino, canestro importantissimo per andare al riposo con un vantaggio già cospicuo. Vediamo un po', ecco l'ultima azione, un tiro molto forzato con la Fabbriche, ecco, sfruttando i suoi quasi 2 metri e sfruttando il male cronico della zona, che è quello di trovare degli accoppiamenti felici e soprattutto facili al rimbalzo difensivo. Va in lunetta con 2 tiri liberi. Sembra a tratti una gigante che gioca coi bambini, Valentina Fabbri, ma eravamo già abituati a questo tipo di impatto fisico. Ricordiamo 50 presenze in nazionale per lei, non c'è il time out dalla panchina nel San Salvatore. Ha accorciato Fabbri sul -6, 36-30, 5 secondi 2 decimi, riceve Pertile, prova a innescare Gagliano, scade il cronometro del primo tempo e allora si va al riposo sul vantaggio San Salvatore. Buonissimo secondo quarto per la squadra di Antonello Restivo che è avanti di 6 sul 36-30. Noi andiamo in pubblicità, poi torneremo in diretta per raccontarvi il secondo quarto su Directa Sport e su Trip TV. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ciao, mi chiamo Mauro Langiu e sono il responsabile marketing di Falcon Fitness. Falcon Fitness è la palestra ideale per te se desideri allenarti all'interno di una struttura con un personale altamente qualificato e con delle attrezzature di lusso. Questa palestra innanzitutto si differenzia per la tipologia di progettazione degli spazi, perché è una palestra completamente open space ed areata soltanto col top di gamma. Laddove molte palestre cercano di risparmiare sull'attrezzatura, Falcon ha fatto degli investimenti enormi per offrire ai suoi atleti solo il top. Per questo motivo questa palestra è per coloro che si vogliono allenare in un ambiente esclusivo, ma tuttavia in un ambiente comunque familiare e amichevole. Falcon Fitness confeziona l'allenamento per ogni singolo cliente grazie al nostro team di istruttori che sono dannatamente ben formati e preparati nella comunicazione one-on-one con i nostri atleti. Tuttavia è importante che tu sappia che questa palestra ha una formula open molto interessante che ti consentirà di fare tutte le attività, sfruttare tutti gli spazi della palestra, poter allenarti la mattina, tornare a casa, pranzare e ritornare anche la sera a allenarti, in base alle tue esigenze, sfruttando tutte le attività presenti nel planning orario. Ancora non siete convinti? Bene, allora vi invitiamo a venire qui a vedere Falcon Arena con un tour gratuito, così magari cambierete idea. Vi aspettiamo, ciao! Proteggi il suo futuro.
Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Diretta Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Siamo tornati in diretta dal Palaviena di Selargius, secondo tempo del match tra Techfind San Salvatore e Ariano Irpino. Si riparte dal +6 in favore di chi difende, le padrone di casa nel San Salvatore sul 36-30. Orchi sbaglia in penetrazione, ma c'è comunque l'extra possesso per la squadra campana. Il tiro dall'angolo sempre di Orchi che va dentro e da 2 punti facendo l'arbitro, ed è comunque un buon modo per Ariano Irpino di iniziare il secondo tempo. Ah sì, un attacco eseguito con grande pazienza, con la palla che è andata dentro da Scibelli, attaccando fuori dentro. Il premio è stato un rimbalzo in attacco che poi ha permesso una situazione di totale sovrannumero a Orchi, che ha segnato indisturbato. Rimessa dal fondo per la Techfind con Mataloni pronta a eseguire, raccomandata dalla panchina, raccomandati degli adeguamenti tecnici da parte di coach Orlando. Infatti si ritorna a zona sulla rimessa con fronte pari. Mataloni per Gagliano, vediamo un po', c'è il fischio arbitrale, se non ho capito male ci sono i 3 secondi offensivi, anzi sono scaduti i 24. Nessuno si era accorto, meglio in pochi si erano accorti che il cronometro stava per scadere, me compreso. Se n'è andato via 1 minuto intanto del terzo quarto, ricezione quasi da pallanuotista qui per Valentina Fabri, che non è però riuscita a segnare in questa altra ricezione vicino a canestro. Mataloni si sposta alla corte, 8:45 per la conclusione del terzo quarto. Mataloni in penetrazione, nonostante l'aiuto di Fabri, le passa sotto le braccia praticamente. Altri 2, è probabilmente la miglior partita con la canotta giallonera fin qui per Mataloni. Il rimbalzo dopo l'errore lo porta giù Delia Gagliano, quindi ancora Mataloni dal palleggio lascia il consegnato nelle mani di Pertile. Il blocco di Bungaite da 3 punti frontale. Pertile, un mattone che si stampa sul tabellone ma tiene vivo a rimbalzo Gagliano. Ancora un possesso con Bungaite che va a bloccare
Mataloni per Bungaite ancora, che muove pericolosamente, o meglio saltella sul piede perno al momento della ricezione. Gli arbitri ravvisano però un fallo della difesa. Sì, nonostante la ricezione in una zona non particolarmente confortevole per lei, Bungaite accenna un palleggio lì sul gomito della lunetta, viene gratificata da un fallo certamente speso non benissimo dalla giocatrice campana. Ed è il primo del terzo quarto per Ariano Irpino, che come sempre sulla rimessa poi difende a zona. Michela Laccorte per Mataloni, 2 secondi ancora il San Salvatore che si deve affrettare. E non agevole senz'altro l'attacco contro la zona di Ariano Irpino. Ovviamente ripaga con la stessa moneta dall'altra parte la squadra di Restivo. Riceve in post Fabbri, circolazione ora sul perimetro, il pallone si muove rapidamente, molto bene qui Zanetti dall'angolo, segna 2 punti. Buonissimo attacco alla zona qui per Ariano Irpino. Sì, tutti gli elementi di un attacco, diciamo da manuale, di un attacco alla zona li abbiamo visti in questo possesso, con una conclusione da ricezione nell'angolo corto, ricezione incontrastata, replicata ora da un'ottima soluzione di Bungaite per Serargius. Dentro il tiro dall'angolo di Julita Bungaite, Zanetti va a cercare il pallone Laccorte, che sta dando un ottimo contributo di intensità in questa partita. Linea di fondo, Zanetti dietro la schiena, gran movimento e gran canestro per Lucrezia Zanetti, che ci dimostra per quale motivo è una delle migliori marcatrici di questo campionato. Dietro la schiena, poi lo step back a creare separazione, rilascio morbidissimo, rischio infrazione di passi anche per Pertile. Il tiro di Bungaite stavolta viene rifiutato dal ferro, con intensità ancora Pertile a contendere questo pallone. La rimessa sarà per Ariano Irpino. Riepiloghiamo la situazione di punteggio: 40 per la Techfind, 36 per Ariano Irpino, 6:38 per concludere il terzo quarto. Zitkova dal palleggio per la squadra ospite, esce Zanetti in punta accoppiata con Laccorte. Zitkova muove il perno, infrazione di passi, palla persa per Ariano Irpino. San Salvatore che ringrazia e rimette in gioco con Margherita Mataloni a costruire questo possesso offensivo. Zona fronte pari anche in questa circostanza per Ariano Irpino. Buona linea di fondo per Pertile, lascia nelle mani di Gagliano, frontale da 2, aperto a segno per Delia Gagliano. Il San Salvatore ora si riporta sul +6. Orchi dentro per Scibelli, situazione di post basso contro Gagliano, arriva l'aiuto di Bungaite cadendo all'indietro. Scibelli trova sempre il modo di fare canestro. Sì, qua situazione per lei più confortevole contro un'avversaria di taglia inferiore, nonostante l'aiuto di Bungaite. Molto brava Scibelli a chiudere con un tiro in allontanamento dal post basso. Laccorte in ritmo da 3, per poco non la mette, tap out a rimbalzo da parte di Gagliano. La più attiva però sul pallone vacante è Carolina Scibelli. Zitkova per Ariano Irpino, quindi Zanetti ancora a lavorare in penetrazione, spara nelle mani di Orchi, dentro da Scibelli, spinta alle spalle da parte di Gagliano. Sembra essere questa la segnalazione arbitrale. E così fallo di Delia Gagliano che fa arrabbiare coach Restivo in panchina. Si tratta del secondo fallo di squadra per il San Salvatore, il quarto di Gagliano addirittura, che torna a testa bassa in panchina. C'è nuovamente Angelica Tibè, che però di falli ne ha 3 a carico e dunque non cambiano di molto le cose per la Techfind. Correggiamo quanto detto in precedenza: il primo fallo di squadra per la squadra selargina. Ora arriva il secondo, questa spinta di Pertile ai danni di Scibelli. 5:13 per andare all'ultimo mini intervallo. Stavolta ci sono liberi, anzi Orchi a subire il fallo in precedenza. Fuori Zitkova, dentro Sansalone, e ha l'opportunità di andare sul -2 Ariano Irpino con questi 2 tiri liberi. Sì, 2 tiri liberi nati da un rimbalzo offensivo colpevolmente concesso dalla difesa di Serargius. Ora la partita è tornata quasi in perfetto equilibrio e Serargius continua ad attaccare la zona, schierata ormai in maniera sistematica dal coach Orlando.
Pertile da 3 anche, questo è un buon tiro e va dentro per Giovanna Pertile, che si sblocca così e permette alla sua squadra di ripristinare subito il +5 sul 45-40. Buonissima partita per Pertile, che come più volte ricordato insomma nelle ultime settimane aveva litigato spesso e volentieri con il canestro, ma non ha mai smesso di insistere. È stata premiata questo pomeriggio. Scibelli ancora cadendo all'indietro, sbaglia il rimbalzo, lo porta giù proprio Pertile. Mataloni vede lo spazio per la corte, recupera Scibelli in extremis. Si rinizia proprio con Pertile, creato lo spazio per il tiro dalla media distanza con errore. Tibè non arriva sul rimbalzo e allora dall'altra parte c'è Lucrezia Zanetti. Attende Sansalone che vuole mettere ordine, subito palla, Fabbri fuori per Zanetti, Fabbri va a bloccare su Pertile, il gioco a 2 che non si completa. Fabbri non aveva la possibilità ancora di ricevere quel pallone sul taglio, peraltro non è tanto lunga la ricezione dinamica come era in questo caso. Nasce così questa palla persa da parte di Ariano Irpino. Attenzione perché torna Arioli, è uscita la corte, silenziosa ma mi pare che abbia fatto davvero un buonissimo lavoro. Sì, ha garantito subito un tiro da 3 punti che è una delle sue specialità, ha garantito equilibrio, qualche rimbalzo offensivo e tanta difesa come, ripeto, è suo costume fare è suo costume fare, è una giocatrice che ormai vanta una discreta esperienza a questi livelli. Qui c'è il fallo che permette alla Techfind di attaccare ancora. 14 secondi per il tiro e Mataloni sulla rimessa per la squadra giallonera. Pertile dentro per Bungaite, poi Tibè che mette il pallone per terra dove non c'è assolutamente spazio. Errore da Matita Blu per San Salvatore e altro errore dall'altra parte però anche per Ariano Irpino, che getta letteralmente alle ortiche una buona opportunità in contropiede. Allora 3 minuti e 34 secondi per andare all'ultimo mini intervallo con il San Salvatore che è ancora in vantaggio di 5 punti sul 45-40. Pertile sulla pressione difensiva di Ariano Irpino, finisce quasi in bocca al raddoppio, si salva comunque la squadra giallonera. Ancora un gran pallone di Mataloni sotto per Bungaite che non si fa pregare. Mataloni che sta evidenziando una volta di più le sue buonissime doti di playmaking in questa partita. Seguiamo questo post basso di Fabbri, ribalta bene per Bambini da 3 punti, errore ovviamente Fabbri in quella situazione, mangia in testa Bungaite. Poi vediamo, la rimessa sarà per Ariano Irpino, +7 ora in favore di chi difende. In piedi sia coach Restivo che il suo assistente Marcello Ibba nella panchina della Techfind, mentre torna Sescute ed esce Orchi per la compagine rosso-blu. Rimessa dal fondo per Lucrezia Zanetti, fuori per Sansalone, è accoppiata con Mataloni. Fabbri qui, un buonissimo pallone per Zanetti che però non riesce a realizzare. Pertile corre il campo, costretto ad arrestarsi, dà nelle mani di Mataloni, aveva visto una linea di passaggio dentro per Tibè, il pallone che però si perde oltre la linea di fondo campo. Non cambia la situazione di punteggio, sempre +7 in favore della Techfind quando mancano 2 minuti e 49 secondi. Mentre c'è anche un dialogo tra coach Orlando e il suo assistente. Ci attendevamo un terzo quarto veemente da parte di Ariano Irpino, però il San Salvatore sta tenendo botta. Ah sì, sta gestendo molto bene, sta giocando penso al ritmo che ha previsto di giocare e ha preso anche ad attaccare in maniera molto equilibrata la zona di Ariano Irpino, che in un primo momento aveva creato dei vantaggi significativi per la squadra di Orlando. Il tiro di Sescute dentro a rilanciare le quotazioni di Ariano Irpino. 2 possessi di differenza tra le due squadre, sta per arrivare, o meglio
sta per tornare in campo albanese, vista brevemente nel corso del primo tempo. Tibè lascia il consegnato nelle mani di Mataloni, spinta da Sansalone, c'è tutto questo fischio arbitrale, terzo fallo di squadra per Ariano Irpino, un cambio per parte, vi abbiamo detto, di Albanese dentro al posto di Fabbri, dall'altra parte c'è invece Pinna al posto di Mataloni, che viene fatta riposare da parte di coach Restivo a 2 minuti e spiccioli dalla conclusione del terzo quarto, probabilmente l'MVP di questa partita in casa San Salvatore per la qualità di gioco espressa. Più 5 palle in mano intanto per la Techfind, con Pertile che va dentro in penetrazione, scarica per Tibè, spalle a canestro, c'è l'aiuto di Albanese, Pertile fa saltare Sansalone, si becca la stoppata da parte di Albanese, buonissima difesa qui da parte di Ariano Irpino che attacca per accorciare ancora da 3, si scute lungo a rimbalzo, Tibè sporca, controlla, poi Giovanna Pertile lascia nelle mani di Arioli, chiamata a mettere in campo tutta la sua esperienza in questo finale del terzo quarto. 90 secondi, Bungaite dalla media dentro, Julita Bungaite, anche la lituana con una buonissima prestazione in un contesto tecnico molto complicato contro Fabbri, contro Scibelli, talvolta ha offerto dei minuti molto solidi, ripristina qui il +7 in favore della Techfind. Circolazione per Ariano Irpino, sempre contro la zona di Selargius, coach Restivo quasi in campo a comandare le operazioni difensive. 3 secondi per l'attacco di Ariano Irpino che non riesce a costruire nulla, potrà provarci con un secondo ancora residuo sul cronometro dei 24, ci vorrà una soluzione in totale emergenza e grande sforzo difensivo ancora per il San Salvatore, che però vuole evitare assolutamente la beffa a questo punto. Per il resto 1 minuto e 2 secondi per l'ultima pausa della gara. Vediamo un po' cosa si inventa Ariano Irpino sulla rimessa, se scute il tiro dalla media, il cronometro si era esaurito e allora adesso possiamo dirlo, altra buonissima difesa da parte del San Salvatore. Sì, difesa molto molto aggressiva, che ha tenuto la palla su un quarto di campo per la stragrande maggioranza del possesso, culminata così con una rimessa un secondo dalla fine che, a meno di veramente di situazioni speciali molto curate, ma che è molto raro vedere a questo livello, non avrebbe potuto portare ad un esito positivo. Buona difesa adesso da suggellare con questo possesso offensivo di Salerno. 52 secondi, Bungaite per Arioli, dentro subito da Pertile in fade away, dentro anche questo, gran partita pure di Giovanna Pertile a trascinare la Techfind sul massimo vantaggio, +9 in penetrazione, sbaglia qui Sansalone. 34 secondi, il fallo di Albanese su Bungaite, quarto di squadra per Ariano Irpino, rimessa per la Techfind. Qualcuno reclamava un fallo in precedenza sul blocco abbastanza granitico, torna Demetrio Blecic, fuori Bungaite, protetta dal suo tecnico dai problemi di falli, e forse anche la miglior Bungaite in stagione questo pomeriggio al Palaviena. 34 secondi, riceve Arioli, non potrà ovviamente andare fino in fondo il San Salvatore, che comunque cercherà di ragionare il più possibile. Blecic, il consegnato per Arioli, leggermente sporcato, torna in possesso la playmaker del San Salvatore. Pertile mette subito il pallone per terra, batte facilmente, si scute, crea lo spazio per il tiro di Angelica Tibè, lo aveva creato bene, lo ha sbagliato, ha recuperato il rimbalzo e ha realizzato stavolta per il +11, nuovo massimo vantaggio, 53-42, il tiro da 3 allo scadere del terzo quarto di Albanese, trova soltanto il tabellone. La panchina del San Salvatore impazzisce ed è tutta in campo per applaudire a questo altro quarto molto ben giocato. +11, ripetiamo, 53-42, ancora degli spot e poi torneremo in diretta per l'ultimo periodo. Ed eccoci tornati in diretta, pronti a vivere gli ultimi 10 minuti di questa partita. 53-42 il vantaggio della Techfind San Salvatore sulla farmacia del Tricolle Ariano Irpino. Un'occhiata alle statistiche dopo i primi 30 minuti di gioco, la miglior marcatrice
o meglio ci sono due migliori marcatrici di squadra per il San Salvatore. Si tratta di Pertile e Bungaite con 11 punti a testa. Sono 7 per Mataloni e 8 per Gagliano. Qui un po' di mani addosso per Arioli, la difesa molto fisica da parte di Albanese. Andiamo a dare un'occhiata anche alle statistiche di Ariano Irpino: 12 punti a referto fin qui per Lucrezia Zanetti, dunque in media dal punto di vista della produzione offensiva. 14 su 51 complessivo dal campo per la squadra di coach Orlando, 27,5%, 1 su 14 da 3, 7%. È evidente da questi numeri la difficoltà incontrata contro la zona ormai permanente da parte della Techfind che ha tirato meglio con 44% complessivo al tiro, 20 su 45. Sono 16 su 30 da 2, 4 su 15 da 3 per la squadra di Antonello Restivo. A rimbalzo sostanziale equilibrio, 32 li ha portati giù il San Salvatore, 35 invece Ariano Irpino. Denise Pinna corre il campo, c'è quindi Giovanna Pertile, mette il pallone per terra, chiede il pallone Tibè, si va dalle parti di Arioli, 10 secondi per il tiro, post per Tibè, fuori per Pertile, ha spazio per il tiro frontale, per il tiro piazzato dalla media distanza, non frontale, in mezzo angolo verso sinistra, sbagliato, e poi rimessa dal fondo per Ariano Irpino che rimanda in campo Teresa Zitkova quando se n'è andato via un minuto dell'ultimo quarto. E fino adesso gestione tecnica impeccabile da parte della panchina selargina, anche adesso ricerca logica e costante del mismatch di Tibè in post basso, costruzione che poi non ha portato ad un canestro, ma dal punto di vista proprio tecnico, tattico, di lettura, direi assolutamente da manuale la gestione di coach Restivo. Canestro con fallo per Zanetti, libero non convertito, ma c'è comunque il pallone recuperato. Zanetti dentro di tocco per Bambini, altro fallo speso volutamente qui da Arioli per non concedere due punti facili che comunque aveva quasi trovato Bambini, giocatrice classe 99 nelle ultime 2 stagioni a Orvieto, che sta viaggiando a 3,5 punti di media con 3 rimbalzi in 13 minuti, tiri liberi con il 61%. Esce intanto Pinna, torna Mataloni, verosimilmente in campo fino al termine, siamo ormai nelle fasi cruciali di questa partita. Bambini ha sbagliato il primo e pure il secondo tiro libero, la lotta a rimbalzo vinta dal San Salvatore in qualche modo con Pertile che chiama lo schema pugno, sta già per provvedere a un altro cambio Restivo, mentre Tibè lascia il consegnato nelle mani di Mataloni. Arioli in punta lavora sul blocco di Tibè, va dentro in penetrazione. Bambini qui va a cercare il pallone, non lo trova le braccia dell'avversaria. 8:31 allora al termine, rimessa in attacco per la Techfind, primo fallo di squadra per Ariano Irpino in questo ultimo quarto, tentativo di anticipo che va a vuoto su Giovanna Pertile. Il movimento di Arioli, Pertile prova a fare tutto da sola, qui scarica in angolo Bungaite con l'errore, si escute con il rimbalzo difensivo, poi Zitkova, riparte Ariano Irpino per accorciare ancora il gap. Zitkova, la partenza in palleggio di Sescute, quindi Zanetti, il cambio di mano contro Arioli, realizza 2 punti di talento puro. Zanetti si è costruita da sola un vantaggio che l'attacco non era riuscito a creare, e allora meno 8 qui per Ariano Irpino. Bungaite, la penetrazione ancora di Mataloni, fermata con il fallo da parte di Bambini. Ci saranno 2 tiri liberi, Orlando molto arrabbiato qui con Bambini, secondo fallo secondo fallo speso a stretto giro di posta. 7:40 al termine. Qui Bambini non è la prima volta che mostra delle grandi difficoltà a reggere i cambi difensivi, che per carità non è una cosa facile per tenere le guardie in 1 contro 1, ma se si decide di cambiare così spesso, ecco, dovrebbe essere un prerequisito totalmente necessario.
Mataloni approfitta e realizza 2 su 2, un 2 su 2 importantissimo dalla lunetta, rimarginando così un parziale che stava cominciando a diventare pericoloso. Il tiro ancora da parte di Zanetti con errore per rimbalzo offensivo per Bambini, quindi c'è Zitkova che mette il pallone per terra in mezzo angolo. Bambini dentro per Albanese, il tiro disperato che colpisce il palo, poi si tuffano in due a caccia del pallone. C'è la chiamata arbitrale di 24 secondi anche in questo caso, fuori Bambini, dentro Scibelli per Ariano Irpino. 7 minuti 13 secondi, chiamata a giro stavolta per Mataloni. Tibè, Fertile prova a tagliare, difficoltà nella ricezione per Arioli, si prende la tripla frontale Arioli, un airball per Arioli che chiede scusa alle compagne per questa soluzione un po' avventata, evidentemente se la sentiva. Sempre zona per il San Salvatore, il tiro dall'angolo ancora sbagliato e non di poco per Sescute. Corre il campo Arioli, osserva ora il piazzamento delle compagne, sta per tornare Fabri. Mataloni lavora sul blocco di Bungaite, ancora un gran pallone dentro dopo il pick and roll. Errore per Bungaite che nulla toglie però alla qualità dell'interpretazione nel pick and roll da parte di Mataloni, mentre vediamo il tiro di Sescute pesantissimo a segno per il -6. Allora Ariano Irpino sul 55-49, attendiamo che venga aggiornato il punteggio sul tabellone in questo momento. E sì, tripla pesante per Sescute, dall'altra parte invece il San Salvatore continua comunque ad attaccare con lucidità. Sì, detta i ritmi e le soluzioni le detta Cinzia Arioli nelle vesti anche di playmaker. Cinzia bravissima a subire falli che insomma in momenti come questi risultano essere ossigeno puro per la squadra giallonera. Cinzia va in lunetta che insomma, un'altra delle sue doti. Adesso non dico niente sul secondo tiro libero, Roberto, ma Cinzia è una realizzatrice assolutamente affidabile dalla lunetta. Ha segnato anche il secondo Arioli che ora torna in panchina. C'è spazio nuovamente per Michela Laccorte che ha giocato molto bene in questa partita, merita spazio anche in una fase del match in cui si stanno facendo i giochi. Scibelli fa circolare sul perimetro Zitkova, poi Zanetti, Scibelli ancora, si apre per la ricezione Sescute, in campo Fabri, un grattacapo in più senz'altro per il San Salvatore. Il tiro da parte di Sescute in precario equilibrio, errore, la stoppata ai danni di Scibelli, mantiene comunque il possesso Ariano Irpino. C'è il fischio di fallo in attacco, una sbracciata da parte di Sescute in questo caso, che ha colpito sul ventre Mataloni, la vedete a terra con problemi di respirazione, una brutta botta ma non sembra poterle pregiudicare la ripresa del gioco. Mataloni che infatti si rialza tra gli applausi del pubblico ed è pronta a tornare in campo. 57 per il San Salvatore, 49 per Ariano Irpino, 5 minuti 39 secondi per la conclusione di una partita, direi coach, che si è giocata molto sul filo della tattica da parte dei due allenatori. Ah sì, rientra anche nelle loro corde sicuramente, soprattutto la gestione un po' differente, così come filosofia dell'utilizzo della difesa a zona, ma soprattutto se vogliamo parlare di tattica offensiva la gestione di Serargius mi è sembrata assolutamente logica e ineccepibile nella costante ricerca delle situazioni di vantaggio che presentava sia il roster, diciamo, di Serargius sia le necessità tattiche della partita in questione. Poi Scibelli rovina addosso a Fertile, direi incontestabile questo altro fischio.
Tra l'altro fallo non esattamente ben speso da Scibelli, perché vale 2 tiri liberi per il San Salvatore, raggiunto il bonus. Questa è una buona notizia per coach Restivo, meno per William Orlando ovviamente. Dall'altra parte Pertile in lunetta per il San Salvatore, abbondantemente in doppia cifra. Dopo il terzo quarto, mentre registriamo l'uscita di Sescute, il ritorno in campo da parte di Orchi. Mataloni dall'altra parte ha ripreso pienamente il controllo. Dopo la botta subita, sbaglia il primo Pertile. In questa stagione tiri liberi con il 55%, non benissimo, infatti sbaglia anche il secondo. Tibè però con un gran rimbalzo offensivo, la corte per Mataloni, lavora dal palleggio ancora Margherita Mataloni, il blocco di Tibè che prova a prendere posizione in post, c'è l'alto basso con Bungaite, molto ben eseguito, 2 punti pregiatissimi qui per il San Salvatore, che nonostante il momento molto delicato nella partita continua a interpretare bene la difesa di Ariano Irpino. E ora torna sul +10, Bungaite tiene in campo, completa il recupero Pertile, si prende il fallo censurabile di Fabbri, 2 tiri liberi gratis ora per il San Salvatore, che sembra avere anche il controllo emotivo della partita, sta sbandando Ariano Irpino e infatti arriva il time out di Orlando. Sì, decisamente il controllo tecnico emotivo della gara nelle mani di Serargius, anche adesso evidenziato da uno stop difensivo fatto veramente molto bene, culminato con un recupero difensivo. Purtroppo Ariano Irpino continua a proporre dei cambi difensivi che almeno da qua appaiono completamente sconsiderati, attaccati benissimo da Serargius con un'azione pregevolissima di alto-basso chiuso dalle lunghe, evidenziando davvero un'ottima collaborazione di gioco interno da parte di Serargius. Bungaite che è il numero 5, assist per Tibè da numero 4 dopo un pick and roll cambiato in maniera per me completamente inspiegabile, ma sicuramente il sistema difensivo di coach Orlando prevede questo, quindi rimane coerente col suo sistema e Restivo è stato bravissimo a leggere tutta la situazione. Si torna in campo allora dopo il time out, 4 minuti e 53 secondi da giocare, 59-49 il vantaggio della TechFind San Salvatore. Questo 13° turno di campionato, quello conclusivo del 2019. 2 liberi per la TechFind, Giovanna Pertile in lunetta, 0/2 per lei in precedenza, chiamata a rifarsi. Questo va dentro e torna dopo lungo tempo sul +11. Allora la squadra di casa, 60-49, che diventa 61-49. +12 ora, chiamata a maglia per Zitkova. Zanetti, Scibelli, poi ancora Zitkova. Orchi fa circolare il tiro da 3 punti di Scibelli, per poco non lo mette di tabella. Bungaite sul rimbalzo difensivo e Pertile a gestire il possesso. Coach, non mi è sembrato esattamente l'attacco che voleva Orlando in uscita dal time out, un tiro da 3 di Scibelli con la difesa abbastanza schierata. Sì, Scibelli, non scelta lucidissima di Scibelli, che non è manco così nota per essere una tiratrice così abile. Ariano Irpino ha manifestato parecchi problemi, soprattutto nell'ultima fase della partita, nell'attaccare la zona. Certo, aveva mostrato in altri possessi di avere molta più pazienza e di aspettare dei tiri propizi, soprattutto dopo aver fatto circolare la palla da dentro a fuori. Qua gestione solo perimetrale, è molto normale che non venga un tiro pulitissimo. E allora aumenta il gap ulteriormente la TechFind, porta 13 sui punti di vantaggio sul 62-49. Scivola Bungaite,
si rialza poi sul tiro che comunque è sbagliato da parte di Orchi. C'è l'extra possesso per Ariano Irpino, il pallone dentro per Scibelli, esce dalla gabbia e si torna sul perimetro. Zanetti quasi allo scadere di 24, sbaglia la corte sul rimbalzo lungo, scappa via in contropiede fino al capolinea. 2 punti di Michela Laccorte a consegnare in maniera definitiva l'inerzia emotiva di questa partita al San Salvatore. Ora più 15 a 3:38 dalla conclusione. Serve più di un'impresa da Ariano Irpino, sospetta infrazione di passi per Zanetti, che trova comunque il canestro dall'angolo, vuole tenere in vita il più possibile la sua squadra, ma la situazione è disperata per la quinta forza del campionato. Mataloni si muove dopo il blocco di Bungaite, Laccorte per Mataloni, prova ad entrare all'interno del pitturato, lascia lì per Julita Bungaite e segna un altro assist Margherita Mataloni, nuovo più 15. E direi che per usare un linguaggio diciamo non modernissimo, ecco, l'asse play pivot di Selargius oggi ha funzionato in maniera esemplare. Ha funzionato molto bene. Bungaite si è fatta trovare pronta molto spesso sugli scarichi. 2:49 più 15, time out della disperazione da parte di Orlando, ma sembra davvero difficile che in queste condizioni Ariano Irpino possa rimettere in piedi una partita, fare segnata. Ricordiamo anche i prossimi impegni di queste due squadre: San Salvatore che giocherà nuovamente su questo campo il prossimo 4 gennaio contro Civitanova Marche, Ariano Irpino che ripartirà invece il 5 gennaio in casa di Umbertide. Coach, momento delicato della partita, Fabbri in panchina, Orlando ha scelto un assetto diverso, più basso. Sì, ha deciso di giocare con una sorta di small ball, così come si chiama, cioè avere giocatrici tutte perimetrali, certo contro la zona, non sempre cioè rinunciare a dei riferimenti interni può essere un'idea molto sostenibile. Sicuramente il coach confidava in una maggior pressione difensiva, potesse aprire delle strade più favorevoli per il contropiede. Sansalone per Scibelli, 2:44, ancora un pallone rubato da Margherita Mataloni, si lancia in contropiede, Scibelli non rientra e allora c'è il sovrannumero, o meglio lo fa solo ora Scibelli, visibilmente stanca. Mataloni sul blocco di Bungaite che si era aperta per il pick and pop, attacca bene il close out, Laccorte recupera Tibè, altri 2 da sotto, anche Tibè oggi ha dato un contributo molto solido al di là dei problemi di falli. 68-51 e questa somiglia tanto a una resa definitiva da parte di Ariano Irpino. Sì, potremmo scomodare il detto petersoniano, lungi dal voler portare voler portare sfiga a Selargius, ma ci potrebbe stare il mamma butta la pasta di petersoniana memoria che tutti ricordiamo. Ecco, direi che la partita con 2 minuti da giocare potremmo definirla archiviata e potremmo anche pensare che davvero passano delle ottime vacanze di Natale le ragazze di coach Restivo, che cercavano una soddisfazione di questo tipo dopo aver perso 2 derby nel giro di 2 settimane e insomma sappiamo quanto questo possa far male. In panchina Scibelli ora, abbastanza stizzita per non essere riuscita a dare alla sua squadra il contributo che avrebbe voluto. Tornerà per il San Salvatore invece Francesca Mura. Mataloni per Pertile, poi ancora Margherita Mataloni che mette il pallone per terra, Pertile non trova spazio lungo la linea di fondo, deve ribaltare per Mataloni, l'extra pass in angolo, Laccorte non tira da 3, offre ancora Mataloni allo scadere di 24, errore, Bambini porta giù il rimbalzo e poi Zanetti attacca in contropiede Ariano Irpino. Ultimi 90 secondi di partita, Tibè con l'ultima deviazione rimessa dal fondo ancora per la formazione campana. Ed ecco il cambio con l'ingresso in campo di Francesca Mura, l'uscita di Giovanna Pertile
che dicevamo coach ha avuto tante difficoltà con le percentuali, lei però ha sempre insistito, e quando una giocatrice si trova in queste condizioni psicologiche un allenatore cosa deve fare? Chiedere appunto questo, cioè sempre di insistere e di prendere i tiri quando sono di qualità e sono aperti. Assolutamente sì, è una delle mie convinzioni quella di dare fiducia ai giocatori nelle abilità che maggiormente manifestano. Nel caso, ecco, una tiratrice ha bisogno di essere costantemente, di sentire costantemente la fiducia, sempre, esatto, il presupposto imprescindibile è quello di prendere tiri di qualità. Se la qualità è buona, qualunque tiratore per me va incoraggiato a prendere tiri, le percentuali poi prima o poi torneranno ad assestarsi, lo ha dimostrato la partita di oggi, in cui Sel-Argius, giovando di percentuali decenti, certo non abbiamo il dato matematico ora, ma l'impressione è stata quella, segno che poi la fiducia non è mai mancata nella costruzione e nel mantenimento così di un giocatore. Questi debbono essere presupposti per me assolutamente immancabili. 1 minuto e 15, c'è la press di Ariano Irpino che vale subito il pallone recuperato. 1 e 14, meno 13 per la squadra ospite, rimessa in attacco. Ha già rosicchiato 4 punti in 30 secondi. Ariano Irpino subito la tripla dall'angolo sul ferro, a rimbalzo lotta Orchi, ributta in mezzo tra le mani di Lacorte, però sempre in anticipo sui palloni vaganti. Qui può amministrare anche il cronometro, infatti viene invitata a farlo anche dalle compagne. Ultimo minuto di partita, 13 punti, palla in mano San Salvatore. Mataloni sposta il pallone verso sinistra, prova ad andare dentro, fuori per Mura, il tiro da 3, secondo ferro Tibè sul rimbalzo, e ancora Lacorte a tenere lì. E allora stavolta sì, definitivamente scorrono i titoli di coda sulla partita, già si applaude in tribuna al ritorno alla vittoria della Techfind. Mataloni allo scadere dei 24 sbaglia, Tibè sul rimbalzo finisce per terra, la rimessa è per Ariano Irpino, 29 secondi e 4. Ariano Irpino che non è riuscita a gratificare lo sforzo di tutti i tifosi che l'hanno seguita questa trasferta, ma complimenti a loro anche per la trasferta che sono riusciti ad affrontare, per il tanto rumore che hanno fatto sugli spalti. Tifo positivo sempre durante la partita. Intanto è arrivato il quinto fallo per Pertile, se non ho visto male, invitato in lunetta Orchi, 23 secondi e mezzo. Dentro il secondo. Iniziamo già, coach, con la fotografia finale di questa partita. Ariano Irpino arrivava su questo campo, non ce lo nascondiamo, da favorita. Una ragione su tutte, secondo te, perché ha perso questa partita? Ma l'ha persa perché Sel-Argius ha avuto una grande interpretazione. Io tenderei ad evidenziare i meriti della squadra di casa, che ha letto le situazioni tattiche che presentava la partita in maniera impeccabile. Mi riferisco soprattutto all'attacco dei cambi difensivi, l'ha gestito sempre con fiducia, con un minutaggio dosato di tutte le giocatrici. Vedi Arioli che ha dato minuti di assoluta qualità, Mataloni e Bungaite forse, come hai evidenziato tu, nella loro miglior versione stagionale. Tutte hanno dato il loro apporto, tanto sul perimetro quanto nelle posizioni interne. Ecco, questa secondo me è la chiave. Poi non so, ecco, i motivi per i quali c'era tutto questo distacco in classifica, questo davvero non lo so, però le chiavi sono state quelle. Onore allo staff tecnico selargino e alle ragazze che hanno interpretato benissimo la partita. E allora dopo un mese la Techfind San Salvatore può festeggiare il ritorno alla vittoria. Si interrompe la striscia negativa di 3 sconfitte consecutive, superata con merito la farmacia del Tricolle Ariano Irpino con il risultato finale di 70-56.
San Salvatore che dunque ottiene la sua quinta vittoria stagionale e sale a quota 10 punti in classifica, rimane ferma a 14 invece Ariano Irpino. Questa è una scena che avremmo preferito non vedere, tensione tra i due allenatori Restivo e Orlando, tutto ricomposto immediatamente per fortuna. Sembra essere tutto a posto, allora vi offriamo con piacere le immagini, i festeggiamenti del San Salvatore. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.